Federico Boi, autore del gol del pareggio. Insomma, una partita complicata. Nel primo tempo loro hanno controllato, hanno segnato questo gol in maniera estemporanea, poi nel secondo tempo solo Nuorese, anche se non siete riusciti poi a concludere positivamente la rimonta. Sì, diciamo che il primo tempo ci abbiamo messo un po' a leggere la partita, però anche questa volta abbiamo tirato fuori il carattere, perché rimontare una partita in cui si è andato sotto è sempre difficile e non è la prima volta che capita, e questa è la dimostrazione che comunque c'è una grande squadra e un grande gruppo. Avete rischiato pochissimo, loro a parte il gol, una parata di Nurra, poi solo Nuorese. Forse il pressing li avete chiusi lì nella loro area troppo tardi forse. Sì, abbiamo fatto tutto il secondo tempo nella loro metà campo, abbiamo concesso poco, purtroppo come è capitato anche altre volte a una delle prime occasioni ci hanno fatto male, ci hanno punito, però siamo stati bravi sia a recuperarla sia a cercare di vincerla nel secondo tempo, aggredendoli alti e pressandoli per tutti i 50 minuti del secondo tempo. Questo è il quarto pareggio consecutivo in casa, c'è rammarico perché sono tutte partite in cui almeno ai punti avreste ampiamente meritato la vittoria. Sì, è il quarto pareggio in casa, certo oltre a vincere fuori casa avremmo vincere anche in casa, però l'importante è che bisogna vedere anche il lato positivo, che comunque non abbiamo ancora perso in queste partite, quindi vediamolo come un punto guadagnato, anche se comunque sarebbe stata meglio la vittoria. Speriamo nella prossima partita in casa. Domenica andate a giocare in casa dalla capolista, una partita in cui non avete niente da perdere, ve la potete giocare. Sì, assolutamente, loro sono primi in classifica, ma noi andiamo là a giocarcela a testa alta, anche perché fuori casa abbiamo dimostrato il nostro valore, e quindi anche se giochiamo con la prima in classifica non temiamo nessuno, andremo là a giocarcela a viso aperto.